3%, quello che fa la differenza è il fatto che questo è un virus nuovo, che non ha mai incontrato l'umanità, quindi l'umanità è totalmente scoperta dal punto di vista della risposta immunitaria, per cui è un virus che ha potenzialità pandemiche. Ecco perché è stata dichiarata la Public Health Emergency of International Concern il 30 di gennaio del 2020 dall'OMS. Cosa vuol dire? Che è un'allerta, un'emergenza di sanità pubblica che può avere un impatto internazionale perché questo virus potrebbe diventare pandemico. Diciamo anche che nel 2014 era stata dichiarata Public Health Emergency sia la polio in Afghanistan, in Nigeria, in Pakistan, che Ebola nel Centro Africa, ma non è mai diventata una pandemia. Quale sembra essere l'indice di mortalità del virus? Questo è un virus che si diffonde anche in forma asintomatica, come hanno dimostrato gli stessi cinesi, quindi è presente ad altissima concentrazione nelle mucose delle vie respiratorie in soggetti del tutto asintomatici. Quindi è intuitivo pensare che questo virus si diffonda anche dal cosiddetto portatore sano. Per cui noi non sappiamo ancora qual è stata la portata dell'infezione in Cina e da noi, lo sapremo quando faremo degli studi di sieroepidemiologia, cioè vedremo, studiando gli anticorpi contro il virus, non abbiamo ancora tutti i reattivi, quanti saranno le persone realmente colpite. Quindi se, come penso, il numero sarà ben più rilevante di quello che oggi viene descritto su base clinica, sintomatologica o facendo i cosiddetti tamponi, è chiaro che il rapporto diminuisce, quindi il 3 diventa 2, diventa 1 o può diventare anche meno. Diciamo che nell'ipotesi migliore 1%, io mi fido dei dati coreani, anche quello che l'OMS ha detto fuori di Wuhan, sta a significare che un tasso di letalità sarebbe un tasso di letalità circa 10 volte superiore a quello che dell'epidemia di influenza stagionale.